Questa trasmissione è offerta da Friulana Panini. Eccoci qui a Telefriuli, benvenuti al punto con il primo cittadino di Torreano, Roberto Sabadini. Buongiorno sindaco. Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti quanti. Bene, allora vediamo un po' com'è la situazione di questo importante comune che ormai si sta interfacciando tra Udine e Cividale del Friuli, in una zona molto nevralgica e importante della nostra regione. Ecco, com'è la situazione sul territorio? È chiaro, dovremo parlare, sindaco, un po' anche della pandemia, purtroppo il periodo è questo, e poi del commercio, insomma, dacci una prospettiva. Ma guarda Enzo, la situazione sul territorio, diciamo, credo sia abbastanza generale, lo vediamo dai numeri che vengono fuori sui giornali, che la televisione ci dà ogni giorno. Possiamo dire che dai dati che a noi arrivano ufficialmente come sindaci da parte dell'ASL per quanto riguarda i contagiati e quelli in quarantena, le persone guarite, siamo in linea forse, anzi direi anche sotto la media nazionale, la media regionale. Quindi abbiamo avuto purtroppo anche noi qualche lutto dovuto proprio a questa pandemia, purtroppo anche non con tempi che potevano forse essere accelerati prima di far salire il ricovero. Comunque i tempi purtroppo impongono alla sanità un protocollo che non si può cambiare, quindi credo che tutti hanno fatto il possibile per cercare di salvare le vite e stiamo vedendo tutto il lavoro importante che sta facendo la nostra azienda sanitaria, quindi non possiamo far colpa a nessuno. Per quanto riguarda il territorio, siamo un territorio diciamo pedemontano, abbiamo delle fazioni in montagna, quindi un territorio abbastanza con industrie della pietra pesentina, sai che qui abbiamo la produzione. È un comune molto importante perché è una zona lavorazione della pietra pesentina, quindi diciamo che evidentemente come tutti hanno sofferto di queste chiusure totali, però sento così il sentore, mi confronto ogni tanto con i vari imprenditori e dicono che si sta muovendo di nuovo qualcosa. Le attività commerciali che abbiamo per quanto riguarda bar, ristorante, è ovvio che queste hanno sofferto. Fortunatamente qua ci sono delle attività, diciamo così, di ristorazione, che c'è qualche cantiere in corso e quindi hanno avuto la possibilità di usufruire delle convenzioni per dare i pasti alle persone. È ovvio che il volume d'affari è molto molto ridotto, però insomma dai, spero che riescano a tenere duro, spero soprattutto che lo Stato venga incontro con dei ristori che non siano delle briciole come stiamo vedendo, ma che siano un po' più consistenti. E poi che i vaccini si completi questi turni di vaccini, perché evidentemente questo è un punto di riferimento importante per ricominciare, per ripartire. Sì. Ma vedo che appunto noi abbiamo il centro qua a Cividale, sta funzionando molto bene perché vedo spesso tante persone, io ogni giorno praticamente. Abbiamo anche noi dei volontari di protezione civile che hanno dato la loro disponibilità per gestire un attimo l'affluenza a questi centri di vaccino, quindi speriamo insomma dai quanto prima che almeno dia la possibilità al vaccino di essere più liberi, speriamo. Ecco, senti sindaco, volevo chiederti, il bilancio di investimenti che comunque sia l'attività ordinaria va avanti, in ogni caso no, saranno lavori in corso, insomma, come siete messi nel comune? Allora, guarda, bilancio, adesso andiamo al 16 in consiglio con tutti gli atti propedeutici per appunto la stesura del bilancio, quindi purtroppo sai gli uffici come tutti i comuni piccoli sono un po' in sofferenza perché con tutti, non tutti abbiamo i dipendenti al loro posto e quindi che possono avere la possibilità di lavorare normalmente, perché abbiamo fatto anche noi lavoro in smart working, quindi tanti sono a casa, stanno lavorando e comunque devo dire sono stati molto molto bravi i dipendenti a plasmarsi dietro questa nuova necessità qua. Sì. Quindi dico, dopo opere pubbliche, se ne abbiamo da cantierare, abbiamo fatto grossi lavori importanti anche di opere per la messa in sicurezza, soprattutto sulle strade che vanno in montagna.
grazie anche a contributi della protezione civile, dell'ambiente. Adesso abbiamo dei contributi dell'ambiente per quanto riguarda la messa in sicurezza degli alvei o del fiume, che queste sono le cose più importanti, proprio perché gli alvei dei fiumi più si tengono pulite, meno avremo problemi di esondazione. Abbiamo da portare avanti, dovrebbe arrivare a giorni il parere del CONI per quanto riguarda dei vigili del fuoco del CONI per quanto riguarda la copertura del gradinate del campo sportivo. Quindi ci sono un po' di lavori che io mi appresto a ultimare il mio mandato, perché essendo un comune sopra i 2000 abitanti sono già al secondo mandato, quindi a ottobre ci saranno le votazioni e spero almeno di riuscire a cantierare queste due ultime opere qua prima di lasciare il testimone al prossimo. Ecco, senti, è una buona occasione anche per fare un resume, diciamo, del tuoi mandati, che mi pare che sono stati abbastanza apprezzati dalla popolazione, insomma, anche perché io ti conosco, so che sei un tipo che si dà da fare, ecco, in sostanza. Qual è la tua valutazione generale, ecco? Ma guarda Enzo, visto che siamo sul tema che ci conosciamo, proprio prima stavo pensando, quando appunto ho visto il tuo nome sul telefono, che sono più di 20 anni che ci conosciamo, quindi forse avevamo qualche capello bianco in meno entrambi. Esatto. Però siamo partiti da un'esperienza che, io dal 2001 ho fatto il primo mandato da vice sindaco, quindi sono esperienze dal mio punto di vista molto importanti. Io dico sempre, queste esperienze qua ogni cittadino dovrebbe partecipare alla vita amministrativa del proprio comune, perché ti rendi conto della burocrazia che c'è, di tutto quello che devi fare, che vorresti fare, e i tempi sono molto più lunghi. Un conto è parlare fuori e un conto è decidere dentro, no? Come, scusa? Un conto è parlare fuori e un conto è decidere dentro. Esatto. Beh, questo lo sai meglio di me perché sei passato anche tu per la stessa strada, no? E quindi con tutte, diciamo, queste cose che secondo me comunque è ovvio che dobbiamo stare nella cornice di quella che sono le regole, di quella che è la burocrazia. Però diciamo che ci riteniamo, perché io parlo sempre al plurale, ci riteniamo soddisfatti di quello che siamo riusciti a fare in 10 anni di amministrazione. La squadra che mi ha sempre accompagnato, dei miei assessori, sono assessori molto validi, molto in gamba, e squadra che vince, abbiamo visto, non si cambia, perché abbiamo fatto 2 mandati consecutivi, e io di buon auspicio mi auguro che anche il prossimo mandato sia qualcuno della mia squadra che porta avanti i progetti che abbiamo cantierato, che abbiamo fatto, che stiamo facendo e che faremo. Ecco, senti, si parla in questo momento, molti tuoi colleghi, no? Le UTI sono state accantonate, e ci sono nuove convenzioni. Voi probabilmente avrete una convenzione, magari, non so, con il Comune Cividale, oppure in loco. Come siete strutturati, sindaco? Allora, guarda, io sai che sono uno dei pochi comuni che erano rimasti fuori dalle UTI. Sì. Tempo. Qualche anche sofferenza, perché comunque ci avevano penalizzato, no? La legge precedente ci aveva un po' penalizzato. Adesso noi siamo dentro una comunità di montagna, no? Quella che ha sede a Tarcento, praticamente, che comprende le valli di Natisone e le valli del Torre. Guarda, io credo che questa nuova legge dà un po' più di elasticità ai comuni per potersi gestire, per far convenzioni anche al di fuori dalle UTI, no? È ovvio che questo è un lavoro che non è facile, perché bisogna sedersi attorno a un tavolo, essere tutti quanti protagonisti, tutti quanti registi. Credo che i ragionamenti più importanti che queste comunità dovranno affrontare e dovranno fare sono quelli dello sviluppo, diciamo, turistico e ambientale del territorio, perché abbiamo delle potenzialità enormi, abbiamo delle potenzialità che fino a qualche tempo fa siamo stati abituati a guardarle solo nel proprio territorio, no? Nel proprio comune. Ma se tutti quanti ci mettiamo assieme e iniziamo a ragionare di territorio allargato, credo che possiamo dare un'offerta turistica che è molto importante, perché vediamo che purtroppo sia la pandemia sia la crisi economica di qualche anno che sta venendo avanti ha dato la possibilità a tutti di riscoprire cosiddetto il turismo chilometri zero, non solo gli alimenti a chilometri zero. Il turismo a chilometri zero ha fatto riscoprire i nostri territori, quindi dobbiamo impegnarci a mantenerli, a dare visibilità e a dare più diciamo sentieristiche, usufruire cartine geografiche, dare questi servizi qua.
e ovviamente assieme a tutti ragionare su lavori di investimenti da fare assieme sui territori. Poi c'è anche la grande incognita del personale, avrete bisogno di risorse, di persone. Sì. Insomma, i comuni in questo momento, dobbiamo dirlo, stanno soffrendo, vuoi perché ci sono molti segretari a scavalco, vuoi perché c'è un turnover importante, la gente va anche in quiescenza, vuoi perché la burocrazia sui concorsi, insomma, è impegnativo nello stesso tempo ottenere le risorse, tenere i servizi e far andare avanti un po' le cose, no? Come la vedi tu, Sindaco, su questo? Ma su questo, sai, su questo è difficile, no? Perché c'erano i dipendenti, gli ex dipendenti di comunità montana, gli ex dipendenti da una parte e dall'altra, che erano andati in comando all'UTI del Cividalese, gli altri erano andati all'UTI del Torre. Ti trovi che qualcuno è andato anche in quiescenza, quindi non rientrerà. Le risorse che ci sono fino adesso, ti posso dire che ho visto, insomma, quelle che abbiamo avuto modo così di affrontare le prime argomentazioni, sono risorse umane che hanno delle esperienze, un bagaglio di esperienze non indifferente. Quindi credo che lì bisognerà iniziare a ragionare, a mettere i migliori che ci sono in tutto, nelle queste comunità nuove che sono nate, inserire i migliori personaggi per poter dare come si dice, un tornaconto positivo dopo, no? Ecco, senti, finendo questa bellissima chiacchierata, mi ha fatto piacere anche ritrovarti, vederti, vedere un po' anche la tua grinta, insomma, che è sempre stata un tuo distintivo. Senti, cosa ne pensi di questo governo che in pratica ha tutti dentro, no? Quindi dovremmo lavorare assieme per fare questi passi avanti. Poi abbiamo anche adesso il nostro presidente che è a capo delle regioni italiane, insomma qualcosa dovremmo incidere. Cosa ne pensi tu? Devo essere sincero? No, guarda, allora, dico che questo governo qua è stato fatto in un momento di grave crisi, no? Quindi credo sia la prima volta che succede di riuscire a fare un governo a 359 gradi, perché è rimasto fuori solo un partito, no? Esatto. Ecco, in questi casi qua dico sempre che allora, la cosa che noto è che non c'è nessuna conversazione da parte dei ministri, ma parla solo il leader in pectore presidente, no? E questa sinceramente è una cosa che la vedo anomala. La vedo anomala perché non c'è un ministro che esce fuori con qualche battuta, con qualche articolo per dire stiamo facendo... Di essere commissariati. Sì, esatto. È un'area di commissariamento. Quindi sì, è un po' strana, Io spero che mettano davanti il bene dell'Italia e degli italiani, che sia un governo che riscopre l'orgoglio dell'italianità, l'orgoglio di una nazione che ha grandissime capacità e grandi potenzialità. Spero che non sia un governo che sia guidato dall'Europa come prima, sia un governo che abbia la capacità e la forza di poter continuare a dire gli italiani possono dettare qualche legge in Europa, qualche regola, e far vedere che possiamo risollevarci su tutti assieme. Bene, mi pare che sei stato molto chiaro, hai dato la tua linea. Io ti ringrazio per quel tuo tempo che ci hai dedicato. Figurati, un piacere. E sei sempre impegnato. Naturalmente spero di tornare a vederti prima della fine del mandato, ma comunque ci incontreremo, insomma, durante la nostra attività. Grazie al sindaco di Torreano, Roberto Sapadini, auguri a te, alla tua amministrazione e a tutti i tuoi cittadini, naturalmente. Grazie mille dell'intervista, Mandi. Questa trasmissione è stata offerta da Friulana Panini.